Le valutazioni economiche condotte da Arsenal si distinguono per tre aspetti: l'oggetto della valutazione, l'approccio alla valutazione e la tempistica. L'oggetto della valutazione può essere un'innovazione tecnologica o di processo, come ad esempio il referto digitale o la prescrizione elettronica. In questo caso adottiamo metodologie di reingegnerizzazione di processo per arrivare a quantificare il ritorno sugli investimenti. Nel secondo caso abbiamo invece dei programmi sanitari che sono più complessi e che vanno valutati con altre metodologie di Health Technology Assessment come analisi di costo-efficacia e di costo-utilità. Rispetto all'approccio da adottare invece abbiamo approccio di tipo economico o manageriale. Per un approccio economico intendiamo una comparazione dei costi e dei benefici prodotti per la società, mentre nell'approccio manageriale adottiamo una prospettiva vicina al policy maker per andare a quantificare le entrate e le spese per il soggetto finanziatore. Un ultimo elemento di differenziazione riguarda invece la tempistica. Infatti una valutazione economica può essere condotta prima o dopo l'implementazione di un servizio. In questo caso abbiamo due diverse valenze, una valenza più di previsione o una valenza di analisi di impatto.